Buon pomeriggio dal Palaconi B di Cagliari, stanno per affrontarsi la Panalfieri Cagliari e la Volerò Casale dei Pazzi Roma per la 10ª giornata del girone H della Serie B2. Sfida che da una parte vede la Panalfieri al quarto posto, che potrebbe tentare di godere almeno una posizione con una vittoria prima del tie break, anche perché ci sono scontri diretti in questa giornata importanti come Terracina, Onda Medical San Gallo e Roma 7 Voli contro Europea 92 Isernia. Proprio Terracina ha vinto nell'ultima giornata 3-0 contro Alfieri, dando un colpo anche importante alle padrone di casa che mai avevano perso una partita, concedendo addirittura il 3-0. Dall'altra parte però ci sono delle ospiti agguerrite che vengono da 2 vittorie consecutive, l'ultima contro un'altra squadra sarda, l'Us Garibaldi, formazione giovanissima, quella allenata da coach Matteo Pigliesi, sono tutte 2008 tranne 3 2009, un under 16 che a giugno ha vinto anche lo scudetto di categoria. Nella sfida, dentro la sfida però c'è l'incontro suggestivo tra le sorelle Soro, Sofia per l'Alfieri e Massoro invece nella Volerò. Per il primo anno per Emma Soro con la Volerò, dopo aver vinto le fasi regionali sia nella categoria under 13 addirittura, e poi anzi under 14 e poi under 19. Velocemente sguardo allora ai roster per le padrone di casa. Andrea lui ha con sé con la 1 Elsa Licciardi, con la 2 Sara Orro, con la 4 Sofia Solo, con la 5 Giulia Sera, con la 7 Lucia Morgia, con la 8 Alessia Fara, con la 9 Virginia De Barros, con la 10 Gaia Gulino, con la 12 Matilde Boso, con la 13 Angelica Cinghialta, con la 15 Silvia Serra, con la 16 Alessia Zeda e con la 17 Sofia Moss. Dall'altra parte invece a disposizione di Pigliesi ci sono Paolo Ruggeri, Nicole Mastrangelo, Emma Soro, Laia Viti, mentre è iniziata già questa partita. Adesso vi leggeremo tutto il resto del roster. Il primo attacco dell'Alfieri, adesso Zeda che alza per la schiacciata forte di Moss, buon salvataggio, poi muro che non è vincente per Alfieri, per Volerò sì. E allora il primo punto di questa sfida è proprio per Volerò, che adesso andrà al servizio con Nicole Mastrangelo. Ancora salto spine, anche ace, il primo ace di questa partita già al secondo servizio. Classe 2008, figlia d'arte Mastrangelo, figlia di una leggenda del volley italiano come Luigi Mastrangelo, il quale mandiamo un saluto se ci sta seguendo. Terzo servizio, questa volta non riesce a dare la stessa forza. Allora l'Alfieri con Morgia che cerca una banfella, Hernandez, salvataggio che permette poi di provare a Moss, non potendo però dare forza. Zedda, tentativo di Morgia, Murato, ci riprova Morgia, salvataggio incredibile, è rimandata via in palleggio da Soro. Zedda, Morgia in bugger horror dall'altra parte, lungo scambio stavolta che si può chiudere adesso e si chiude adesso con il punto della Volerò. Uno sguardo verso il primo arbitro Tiziana Loverde da parte dell'Alfieri, che ha sperato di ottenere il punto con un out. Secondo arbitro invece Francesca Chiara Pacchioni, punteggio allora di 3-0 per le ospiti. Zedda, ancora un punto, 4-0, inizio complicato per le giocatrici di Loi. Ancora in salto spin Mastrangelo, Gulino, Morgia riesce a piazzarla nel cuore del campo avversario dove c'era il buco, si sblocca allora l'Alfieri sotto di 3 punti, ma dai 9 metri adesso c'è Sofia Moss. Ruggeri, Hernandez, schiacciata, Gulino se l'alza,
Tocco ancora una volta, ha cercato un morbido da Morgia, poi il nuovo tentativo della Volero, vantaggio di Moss, un bugger Orro, Hernandez, Mulo che tocca il pallone, poi Gulino è riuscito a tenerla viva, ancora Gulino, di nuovo per Orro, mano fuori che premia l'Alfieri. -2 adesso per le padrone di casa, e con un mini break li metterebbero tutto subito a posto. Wittenberger, con il sabotaggio sempre di Moss, adesso parte più arretrata, Witten schiacciata, un po' niente Orro, 5-2. Torna +3 la Volero, andrà adesso al servizio con Feriozzi. Bagher direttamente dall'altra parte del campo, morbido, non cerca la forza Paleva e ha ragione. +4 per Casaldepazzi. Di nuovo Feriozzi, primo errore in battuta di questa partita. Fuori adesso Zedda, spazio per Cenghialta, al servizio invece Sofia Soro, una ricezione, quella schiacciata di Viti, è spinta ma dal centro, fin troppo facile il lavoro di Salamori per il 3-7, rimane avanti di 4 Volero con la possibilità anche di allungare. Gulino attenta nonostante il tocco della rete, poi schiacciata vincente di Orro. Adesso tocca a Morgia andare al servizio. Ricezione così così per Mastrangelo. Ancora Morgia, Mastrangelo più pronta questa volta, poi un'altra schiacciata vincente di Laiaviti. +3 nuovamente per Casaldepazzi, distanza comunque minima. Moss, Gulino cercare Orro, tocca il muro, ma è comunque punto dell'Alfieri. Di nuovo a -2 le Caglieritane. Orro al servizio, riesce a toccarla Hernandez su una ricezione scomoda di Giulio Evangelista. Di nuovo +3 per Casaldepazzi. Non può niente invece su questo servizio Morgia dopo una ricezione così di Zedda.
più 4 adesso per le ospiti. Di nuovo allora al servizio Mori. Zedda. Gulino per Moss. Si salva Casaldepazzi. Rimanato il pallone in palleggio. Poi schiacciata di Cenghialta. Forte ma fuori. Mentre viene anche chiamato il primo time out. Per noi stop. Superpan e Iperpan, dal 4 al 13 dicembre ci sono gli sconti da gustare. Birra Ecnusa non filtrata a 1,9 €, Clementine Foglia a 1,49 €, Agnello di Sardegna IGP a 11,90 €. Pan, sardi come voi. Finisce qua il time out, il primo di questa sfida. Coach Lloyd ha chiesto calma prima di tutto, ma anche attenzione, sotto di 5 le sue giocatrici contro i giovanissimi di Casaldepazzi. Si riprende dal servizio di Mori, che questa volta va sulla rete. Meno 4 adesso per la Panalfieri, che va al servizio con Cenghialta. E allora si risentono i tamburi. Riuscita Viti anche dalla seconda linea, anche senza troppa forza, per trovare il punto giusto. Si mette subito sul più 5 la squadra romana. Hernandez al servizio. Orro, poi Gulino per Moss. Proprio come poco fa, stesso edito. Il muro riesce a metterci le mani, ma c'è troppa forza nella schiacciata di Moss. Di nuovo meno 4 Alfieri. Gulino adesso dai 9 metri. Hernandez per Valeva con il salvataggio, poi Morgia va di precisione, si salva Casaldepazzi, ancora con Valeva. La rete è quasi amica di Moss, che vuole di nuovo il pallone, riesce a metterci la mano. Era difficile però metterci anche la precisione. Va allora a 13 Casaldepazzi. Moss, Gulino, Morgia questa volta riesce a schiacciare Pulita. Di nuovo meno 4 Alfieri, che però non riesce ad avvicinarsi di più. Per la seconda volta al servizio Moss. Gulino per Morgia. Adesso Hernandez per Viti. Orro. Poi Moss. Va in bagger Orro. Hernandez per la schiacciata di Feriozzi. (14-9) per Casaldepazzi. Proprio Feriozzi allora dai 9 metri. Zedda. Gulino quasi si scontra con Morgia, che perde l'attimo, allora deve andare in palleggio. Feriozzi per Valeva, tocca il muro. Gulino, Orro di forza e non riesce poi a salvarsi l'Alfieri. Sono anche scontrate Zedda e Orro.
Il 5 adesso tra le due. K a +6. Casaldepazzi che va ancora con Feriozzi al servizio. Va sulla rete però questa volta. Va invece a 10 l'Alfieri, che deve però cercare di limitare al minimo gli errori. Hernandez, ancora il salvataggio di Moss. Bagher Morgia, Viti, Hernandez per il muro vincente, forse proprio di Cenghialta. A fianco a lei c'è la Morgia. -4 adesso per andare a -3. Soro, Viti, il muro fa il suo lavoro, poi un'incomprensione tra Gulino e Orro a proposito di evitare certi errori su una palla assolutamente gestibile. Torna allora a +5. Casaldepazzi che va al servizio, poi Gulino, poi la forza di Morgia, si salva però la squadra di Pigliesi. Palla rimandata in Bagher dall'altra parte. Gulino per il tocco morbido, gran salvataggio e alla fine palla che va a Pigliesi. Vicino, un gran salvataggio delle sue ragazze, ma il punto è dell'Alfieri che torna a -4. Viti, Hernandez, schiacciata fuori, ben congegnata l'azione con Mori che è mancata solo di precisione. Il 5 poi con Hernandez. -3 l'Alfieri di nuovo con Morgia al servizio. Hernandez, arriva Viti, Sedda, poi la rimanda direttamente nell'altro campo Moss. Ci riprova invece Viti, questa volta schiacciata di successo. Di nuovo a +4 Casaldepazzi. Viti pronto ad andare dai 9 metri. Moss, Morgia deve andare in Bagher Orro, allora può costruirla bene Casaldepazzi, anticipa il colpo Hernandez, non sorprende Zedda. Pipe Moss che non è riuscita a far abbassare quanto prima la sfera. (13-18). Serve un break all'Alfieri, che però non sta riuscendo a dare continuità al suo gioco in questo primo set. Adesso però si mette in proprio Gulino. Un punto che può essere anche una scossa che ci deve essere ora. Orro al servizio. Hernandez, uno su Mastrangeli, è il punto che è di Casaldepazzi. Forse invasione di Gulino. Pacchioni, il secondo arbitro, ha detto chiaramente a lui, numero 10. Dovrebbe essere stata invasione. E allora è 19-14. Mori al servizio. Moss, Gulino, ancora per Moss. Schiacciata perfetta. Azione perfetta.
15-19. Male questa ricezione, ace di Cenghialta, un piccolo aiuto, quello di cui aveva bisogno l'Alfieri. Ma adesso time out, spot. Superpan e Iperpan, dal 4 al 13 dicembre ci sono gli sconti da gustare. Birra Ecnusa non filtrata a 1,09 €, Clementine Foglia a 1,49 €, Agnello di Sardegna IGP a 11,90 €. Pan, sardi come voi. È andato anche il secondo time out di questa sfida, punteggio 16-19 che premia per adesso Volerò Casaldepazzi. Al servizio però Cenghialta, Alfieri che ha bisogno adesso di un mini break per rendere vivo fino alla fine questo set. Palla veramente all'angolino, punto ancora dell'Alfieri che è a -2, non era a -2 da quando il punteggio era forse 6-4. Cenghialta, questa volta bene ricevuta dalla Volerò, può costruire l'Alfieri con Moss, Salvasoro, Gulino, ci riprova Moss e questa volta niente da fare neanche per Baleva. -1 Alfieri. Ecco il break di cui aveva bisogno la squadra di Eloy. Per andare in parità Cenghialta, schiacciata di Baleva, adesso invece tocca all'Alfieri con Moss, ancora lei a salvare, poi Gulino in bugger Morgia, in palleggia, anzi Morgia scusate, poi Hernandez per Mastrangeli, Mastrangelo, questa volta è punto. Punto del Volero e torna a +2 invece questo servizio per andare a +3, arriva il mano fuori. 21-18 adesso per Casaldepazzi. Per scappare anche +4 Hernandez sulla rete, errore in battuta per Vanessa Hernandez, italiana di nazionalità ma figlia di Osvaldo Hernandez, uno dei migliori giocatori in volley cubani della storia. Un saluto anche a lui se ci sta seguendo. Intanto però il servizio di Gulino, buona ricezione di Volerò con Baleva che prova anche ad andare schiacciata, poi sempre lei al centro, Gulino per Moss, muro vincente di Casaldepazzi. 22-19, +3 e ossigeno per le ospiti. Ossigeno che però cala adesso con questo errore in battuta proprio di Mastrangeli. Mentre c'è il cambio nell'Alfieri, dentro Boso per Moss. La rete quasi inganna Casaldepazzi, Viti poi, morbido, attenta Gulino, schiaccia Orro, muro che ancora una volta risponde alla grande per Casaldepazzi. 20-23, un altro time out per noi, un altro spot.
Iperpan, dal 4 al 13 dicembre ci sono gli sconti da gustare. Birra Ecnusa non filtrata a 1,09 €, Clementine Foglia a 1,49 €, Agnello di Sardegna IGP a 11,90 €. Pan, sardi come voi. Si riprende dal 20-23. È entrata in campo Emma Soro, inizia ufficialmente la sfida tra sorelle, c'è anche Sofia in campo. Ci sarà ovviamente anche l'emozione, c'è stato anche un bel applauso per lei. Allora, eccolo il suo primo servizio, il suo primo pallone di questa partita. Morgia, Hernandez in bagger, Soro, tentativo, troppa forza, fuori misura di Baleva, torna a -2 Panalfieri, termina anche il momento di Soro, sua sorella però dall'altra parte al servizio. Grandena -1, ha fallito tante volte in questo primo set la possibilità dell'aggancio l'Alfieri. E adesso siamo agli sgoccioli di questo primo set. Agli sgoccioli sicuramente non arriva la rimonta dell'Alfieri. Mentre Pacchioni a colloquio con segnapunti, forse anche controllo sulle rotazioni, si può andare. Mastrangelo rimanda il pallone dall'altra parte, poi Gulino per Morgia, vincente la schiacciata di Morgia, -1 Alfieri. Torna nuovamente a -1. Prima è arrivato il punto di Casaldepazzi, adesso non può sbagliare l'Alfieri se non vuole concedere un set point. Mastrangelo, Hernandez, Baleva solo dall'altra parte e Baleva pronta a rete a trovare il punto del 24-22. Arrivano anche cambi. Dentro Angela Grovic, serva classe 2009. 14 anni e te la giochi in B2, mica male. Zedda, Ulino per Orro, il vantaggio di Boso, poi palla rimane dall'altra parte, ancora svolgito dall'Alfieri e poi è punto, no per Loverde, stavano già esultando ragazzi dell'Alfieri. Orro chiede le spiegazioni, da noi era più difficile vedere perché c'erano le ragazze del Casale del Pazzi di fronte, ma il punto è proprio della squadra ospite e allora il primo set si chiude sul 25-22 per noi. Linea allo spot. Nei Superpan e Iperpan, dal 4 al 13 dicembre ci sono gli sconti da gustare. Birra Ecnusa non filtrata a 1,09 €, Clementine Foglia a 1,49 €, Agnello di Sardegna IGP a 11,90 €. Pan, sardi come voi. Con particolare attenzione alla diversificazione economica, alla nuova occupazione, all'energia sostenibile, all'ambiente, all'inclusione sociale.
sono gli sconti da gustare. Birra Ecnusa non filtrata a 1,09 €, Clementine Foglia a 1,49 €, Agnello di Sardegna IGP a 11,90 €. Pan, sale come voi. Di nuovo collegati dal Palacone B con il punteggio di 25-22. Ha vinto il primo set Casaldepazzi su Panalfieri Cagliari. Adesso secondo set con il primo servizio che sarà delle padrone di casa. Casaldepazzi che sarà invece da questa parte del campo, alla vostra sinistra, quella più vicina alla nostra camera quest'oggi, che purtroppo non ha potuto essere perfettamente al centro come sempre per la presenza di un tabellone, perché domani qui al Palacone B ci sarà la festa della ginnastica, evento quindi già in preparazione, altrimenti saremmo stati come sempre al centro. Adesso però la concentrazione, l'attenzione va sulla partita, perché ci siamo per l'inizio del secondo set. Gulino pronto ad andare dai 9 metri. Ed è punto, battezzata out dalla Casaldepazzi. E allora su indicazioni di Pigliesi, che non l'ha presa benissimo, regalo dei ospiti, avanti Alfieri 1-0. Di nuovo Gulino che è allo stesso modo, secondo ace consecutivo. Non ci crede Pigliesi, impassibile invece lui, che qualcosa l'avrà detto alle sue giocatrici nella pausa tra primo e secondo set. Terzo tentativo, questa volta in due addirittura sul pallone, poi Valeva, ben posizionato l'Alfieri, scambio che va avanti, Hernandez ancora per Valeva, Moss riesce a metterci il bugger, la palla schizza però troppo lontano dove non poteva arrivare Orro. Indicazioni poi la panchina per Morgia. 2-1 Mastrangelo dei 9 metri, primo servizio per Volero in questo secondo set. Zedda, Gulino dal centro, Soro, c'è stato il tocco del muro e allora è punto dell'Alfieri che torna a +2. Moss al servizio, sbaglia Moss,
perdendo l'occasione per tentare una prima mini fuga. La risposta allora con Feriozzi adesso di 9 metri per provare ad andare subito in parità. Zedda, Culino ci riprova dal centro solo, prima non c'è stata la precisione, questa volta ha chiuso bene con la mano destra la numero 4 dell'Alfieri. Nuovamente a +2 le cagliaritane. Per lui il colloquio invece con Gulino. Proprio Soro al servizio. Hernandez per Baleva, Soro, Embager, Moss, Orro, tocco del muro, scambia ancora vivo Hernandez per Viti, ci mette poi la mano Soro, non riesce a renderla giocabile per le sue compagne. -1 di nuovo, 4-3 il punteggio in questo secondo set. Alexandra Baleva in salto spin, Zedda bene in ricezione, poi Morgia che vince il duello con Ruggeri, di nuovo a +2 Alfieri. Poi Orro che recupera il pallone. Adesso al servizio Morgia. Bagher, Viti, poi dal centro Hernandez che trova impreparata la seconda linea dell'Alfieri. Nuova occasione per riprendere le avversarie. Per le giovanissime di Casaldepazzi. Viti al servizio, va la numero 5, Zedda, Gulino per Morgia che sceglie di piazzare, una buona idea anche l'incrocio, ma non alza abbastanza la palla e allora è parità, 5-5. Va Viti, Oro questa volta, poi Gulino per questa banfella di Cenghialta ed è poi punto. 6-5 per l'Alfieri che si riporta avanti, palla accompagnata per la Volero. Oro al servizio, Viti, Hernandez, d'altra parte invece Moss, il salvataggio di Evangelista, poi schiacciata di Baleva, Morgia andata in Bagher, punto che però è di Casaldepazzi. Questa volta non è chiaro cosa abbia visto lo verde. Sta di fatto che si torna in parità e c'è anche l'ace di Mori, come all'inizio Volero aveva valutato con troppa leggerezza i servizi di Cenghialta. Errore di valutazione stavolta per l'Alfieri che deve di nuovo inseguire, come un po' è successo in tutto il primo set. Di nuovo Mori da 9 metri, Moss, Gulino, 1-2 con Moss, il salvataggio di Zedda, poi Gulino, ancora Morgia che riesce a pescare il cuore del campo avversario. 7-7, di nuovo parità, set combattutissimo alla pari contro una squadra che è vero che è dietro in classifica perché è un 10° posto, veramente a ridosso della zona che fa paura, però è una squadra che ha già dimostrato di poter trovare vittorie importanti. Intanto
Feriozzi. Deve soltanto schiacciarla questa palla per riportare avanti le sue compagne. 7-8. Orro, Gulino per Moss, tutta la forza di Moss, non può niente Viti che è ben posizionata. Weinberger, a 8 il punteggio. Gulino adesso al servizio. Mastrangelo, Hernandez, arriva Valeva, una risposta al muro dell'Alfieri, ancora però con Mastrangelo la volerò. C'è ancora un punto delle ospiti. La segnalazione è arrivata da Pacchioni. Dal servizio Mastrangelo adesso. Moss forse linea. Ha chiesto il tocco Moss. Adesso visto il tocco del muro. Sicura Loverde. Palla fuori senza nessun tocco. Va a +2 Volerò. Mastrangelo ancora. Sede ricezione. Poi Gulino fa quello che può per evitare che la palla vada a toccare terra. Mette troppa forza nel pugno. +3 anche adesso per le romane, che provano a scappare ancora con Mastrangelo, che va con l'Ace. Palla veramente al limite. La seconda valutazione errata dell'Alfieri. Chiamato allora il time out. Spot per noi. Nei Superpan e Iperpan, dal 4 al 13 dicembre ci sono gli sconti da gustare. Birra Ecnusa non filtrata a 1,09 €, Clementine Foglia a 1,49 €, Agnello di Sardegna IGP a 11,90 €. Pan, sardi come voi. Si riprende ancora con il servizio di Mastrangelo. Sta creando più di qualche problema l'Alfieri. A +4 adesso le giocatrici di Pigliesi. Il servizio di Mastrangelo ancora con il salto spin. Deve andare in palleggio Orro. Hernandez per Viti, il tocco del muro, salva Zedda. Poi schiaccia Moss, grande salvataggio. E poi ottimo il tocco di Gulino per Moss, che prende questo punto, perché adesso deve fare meglio di prima al servizio per aiutare le sue compagne a recuperare. C'è un altro errore però imbattuto dalla 17. Tornerà subito a +4 Casalde Pazzi. Feriozzi al servizio. Zedda. Gulino per Morgia. Di nuovo subito punto dell'Alfieri. Colpo su colpo adesso. 10-13 il punteggio. Solo di 9 metri. Precisione di Mastrangelo, poi Viti, attenta Gulino.
Moss per Orro, che pesca quasi l'angolo, non ha potuto nulla Mastrangelo. -2 dell'Alfieri. A colloquio invece adesso Orro con Loverde. Indicazioni per lui, forse un primo richiamo per qualche prova di troppo. Tanto si va per andare a -1 l'Alfieri. Adesso ad attaccare però è Vollero. Moss in bugger, Morgia la rimette dentro il campo senza saltare. Moss, qua siamo veramente ai centimetri. Loverde ha visto punto dell'Alfieri che va a -1. Chiamata veramente al limite quella di Loverde. Chiamate da video check nelle categorie superiori. Qui non c'è e allora fiducia in Loverde. Il servizio di Soro. Prova come può Viti, alla fine è punto per le sue compagne. +2 e chance per il momentaneo pari persa dall'Alfieri, che deve ancora inseguire. Invasione di rete per l'Alfieri. Riscappa +3 Vollero. Sembra lo stesso copione del primo set. Quando l'Alfieri sfiora il pari poi succede qualcosa e Vollero riesce di nuovo ad allungare. Attenta Zedda in ricezione, poi Morgia. Hernandez ben posizionata. Ruggeri per Baleva, che mette tanta forza ma tiene bassa questa palla. -2 adesso l'Alfieri, 13-15. Il servizio di Morgia, Mastrangelo. Hernandez, arriva Viti, cerca di piazzarla oltre il muro. La risposta con Orro dell'Alfieri, che può riprovarci sempre con Orro. Evangelista e poi Baleva, ma c'è l'invasione. Dovrebbe essere invasione di Baleva. Un assist per l'Alfieri, che adesso gioca per andare sul pari. Viti di forza, mano fuori e ancora una volta Vollero risponde all'attacco dell'Alfieri, evita il 14 pari, si porta, anzi sarebbe stato il 15 pari, si porta sul 16-14 e va al servizio con Viti. Errore in battuta per la 5. 15-16, ma è un secondo set combattutissimo, apertissimo. Orro adesso. Evangelista, se nell'attacco che si chiude, questa schiacciata da parte di Mastrangelo. Da questa parte invece la risposta è la di Moss, il muro vincente di Vollero. Di nuovo +2 delle romane. Stesso copione nel primo set. Mori adesso nei 9 metri. Orro, Gulino per Cenghialta. Forte e precisa. 16-17. Nuova opportunità per andare in parità. Proprio la 13 dai 9 metri. Mastrangelo, Hernandez, arriva Baleva. Stavolta non c'è invasione
di nuovo a +2 Casaldepazzi. C'è l'ok anche di Pigliesi. Carica invece le sue giocatrici Loi. Ovviamente adesso c'è la sfida anche tra le panchine. Palla che riesce a rimanere viva grazie a Agulino. Orro. Invece no. Probabilmente è stata Pacchioni a vedere 4 tocchi. O forse in invasione a rete. Più probabile l'invasione a rete. Invasione di Soro. Siamo 16-19 con la schiacciata di Moss. Hernandez. E poi mancata stavolta la precisione a Mastrangelo. 17-19. Ma se la stanno giocando alla grande i ragazzi di Pigliesi, ricordiamo tutte 2008, 3 2009. Errore in battuta di Gulino. Si complica adesso per Alfieri. 17-20. Serve che si faccia sentire il pubblico di fronte alla nostra postazione. Mastrangelo da 9 metri. Zedda. Gulino per Morgia. Il muro. Tocco vincente. Dovrebbe essere stato di Feriozzi. Ed è 17-21. Nuovo timeout chiamato, spot. Nei Superpan e Iperpan, dal 4 al 13 dicembre ci sono gli sconti da gustare. Birra Ecnusa non filtrata a 1,09 €, Clementine Foglia a 1,49 €, Agnello di Sardegna IGP a 11,90 €. Pan, sardi come voi. Sul 17-21, dai 9 metri ancora Mastrangelo per provare ad andare anche a +5 e avvicinare fortemente il 2-0. Mastrangelo cede in ricezione. Gulino per Moss e punto. Palla veramente sulla linea, se ho visto bene, ma va bene così alle ragazze di Loi che tornano a -3. Tocca di nuovo a Matilde Boso, l'ex Polriva Tuzzara. Mentre time out chiamato da Volerò, per noi allora un altro spot. Superpan e Iperpan, dal 4 al 13 dicembre ci sono gli sconti da gustare. Birra Ecnusa non filtrata a 1,09 €, Clementine Foglia a 1,49 €, Agnello di Sardegna IGP a 11,90 €. Pan, sardi come voi. Stavolta il timeout voluto, chiamato da Pigliesi sul 18-21 per preparare allora la risposta ed evitare il ritorno dell'Alfieri nel finale di questo secondo set. Servizio di Boso, Hernandez, obbligato ad andare in Bagherviti. Zedda, Gulino per Morgia che perde il duello con il muro. 18-22, vicinissima allora al 2-0 Casaldepazzi ed è
di nuovo l'occasione per Emma Soro di colpire contro la sua ex squadra. Va allora la 4 di Casaldepazzi, attacco però di Orro vincente. Allora subito cambio, torna dentro Feriozzi. Da una Soro all'altra, proprio come nel primo set, stesso numero poi tra sorelle. Va adesso Sofia Soro, Mastrangelo, Hernandez per Baleva, al tocco del muro aiuta, poi Orro, salvataggio di Viti, Hernandez riesce a metterci la mano Baleva e riesce anche a trovare il punto del 23-19. Doppio cambio, è veramente lo stesso copione del primo set. Non tanto per questi cambi congegnati, ovviamente preparati, voluti, studiati, utilizzate il verbo che volete, ma per tutte le situazioni poi che abbiamo vissuto sia nel primo che nel secondo set, nell'inseguimento fallito nei migliori momenti dell'Alfieri, e da Casaldepazzi che è sempre stata forte a trovare il punto quando ce n'era bisogno. Il punto stavolta invece lo trova Morgia, 20-23. Ed è proprio Morgia a doversi prendere la responsabilità del servizio, quando sbagliare non è contemplato, perché andare sotto 2-0 sarebbe molto pesante in vista del terzo set. La schiacciata però vincente, colpo di Grovic, hanno colpito subito le due nuove entrate, palla alzata da Luna Ippopotami, 24-20, set point, ne ha 4 Casaldepazzi che ovviamente vuole chiuderla subito. Prima però c'è da difendere su questo attacco dell'Alfieri. Salva Zedda, Mulino rimanda in palleggio Morgia, Ruggeri per Mastrangelo, forse Orro salva, Boso in due a mandare dall'altra parte, quasi arriva il punto, che arriva invece in super scambio per Casaldepazzi, anche forse con quel pizzico di fortuna. È 25-20 il punteggio che mette fine al secondo set, avanti 2-0 Vollero Casaldepazzi. Linea allo spot. Dov'è nasce nel 2016, dall'esperienza di oltre 25 anni nella gestione di complessi progetti high-tech a livello internazionale, che hanno visto la realizzazione di una piattaforma tecnologica per la gestione completa di svariati milioni di clienti e l'integrazione di oltre 60 aziende in 13 nazioni. Operando come Managed Service Provider, progettiamo e gestiamo piattaforme cloud integrate, utilizzando le più moderne tecnologie IT e i migliori standard in ambito cybersecurity. Garantiamo ai nostri clienti la business continuity grazie ad un supporto tecnico 24 ore su 24 per tutti i giorni dell'anno. Trasformiamo l'innovazione in soluzioni dedicate, flessibili e scalabili, per rafforzare la visione dei nostri clienti. Grazie alla lunghissima esperienza di professionisti altamente specializzati nelle piattaforme full stack, riusciamo ad offrire la migliore soluzione per semplificare i processi di business, in modo da affrontare le sfide del mercato, con le tecnologie più avanzate e gli strumenti IT più performanti.
attimi ancora prima dell'inizio del terzo set. Il risultato finora, ve lo ricordo, è 2-0 per Casal de Pazzi su Panalfieri Cagliari. Serve una reazione importante dalle giocatrici di casa, che in una giornata di campionato nella quale avrebbe voluto, vincendo, approfittare della caduta di una delle squadre lì vicino, con gli scontri diretti tra Terracina e Onda Medical San Gallo, prima e seconda, contro dall'altra parte Roma 7 Voli, Europea 92 Isernia, sfida invece tra terza e quinta in classifica. Panalfieri sta perdendo 2-0, ha chiesto alle sue giocatrici lui di attaccare, di avere quel coraggio, quella verve quando si attacca, ma intanto l'attenzione è tutta sul campo perché è cominciato questo terzo set e subito vanno in vantaggio le ragazze di Pigliesi. 1-0. Tutta la pressione chiaramente è sull'Alfieri, però sono questi momenti in cui la squadra deve farsi trovare pronta, matura, se vuole meritare di stare nelle zone alte della classifica. Intanto Mastrangelo farà contento papà Luigi. E 2-0 Folero in questo ace. E adesso terzo servizio nella numero 3. Seda questa volta molto meglio. Orro riesce anche a schiacciare Moss, anche se non può metterci tutta la sua forza, quella che invece mette in maniera vincente Baleva. 3-0. Poteva sicuramente cominciare meglio per l'Alfieri, che deve già inseguire. Questa volta buona lettura. 1-3. Seda che lascia spazio a Soro. Cinghialta invece al servizio. Mastrangelo, Hernandez, Viti deve andare in palleggio. Boso al centro, poi Soro è riuscita poche volte questa giocata, è solo il secondo punto di questo tipo per Panalfieri. E adesso per andare in parità la ricezione di Evangelista, poi la forza di Viti, attenta Orro, Gulino per Moss, Evangelista, gran salvataggio, poi la pipe troppo forte di Mastrangelo. 3-3. Da qui deve costruire la sua rimonta l'Alfieri, che ovviamente non può più permettersi di perdere un set. In qualche modo Mastrangelo, Hernandez, Viti, piazzata perfettamente, palla dove non c'era nessuno. Torna subito avanti Casal de Pazzi. Feriozzi adesso al servizio. Moss, forse sarebbe uscita la palla, non ha voluto rischiare, era 17 e alla fine comunque ha la ragione l'Alfieri, perché trova il 4-4, di nuovo parità. Culino adesso da 9 metri. Mastrangelo, Hernandez, arriva Baleva, Zedda, allora Gulino per la forza di Boso che trova l'angolino, palla incrociata perfettamente. Avanti per la prima volta in questo terzo set la Panalfieri. Mastrangelo, stavolta va Evangelista, non Hernandez, arriva comunque Viti a schiacciare,
palla che va fuori. +2 Alfieri, già primo timeout chiamato da Casaldepazzi, spot per noi. Nei Superpan e Iperpan, dal 4 al 13 dicembre ci sono gli sconti da gustare. Birra Ecnusa non filtrata a 1,09 €, Clementine Foglia a 1,49 €, Agnello di Sardegna IGP a 11,90 €. Pan, sardi come voi. A 4 il punteggio, si riprende dunque da dove ci eravamo lasciati, dal servizio di Gulino. Ci mette il bugger Viti, poi Hernandez, palla che va direttamente buona per Alfieri. Salvataggio adesso di Viti, ancora Hernandez per Baleva, e poi qua palla che sarebbe stata salvabile da una tra Bose e Orro. Perso quell'attimo in uno scambio di sguardi tra Orro e Boso, appunto. Ringrazia Casaldepazzi che va a -1. E forse non ha mai dovuto inseguire per così tanto tempo in tutta la partita. E arriva subito l'Ace anche per il 6-6. 6 come il numero di maglia di Alexandra Baleva. Prova allora il sorpasso a Casaldepazzi per ricominciare a guidare, e anche con la fortuna riesce a trovarlo questo vantaggio. Allora, esultanza giustamente contenuta per le ragazze di Pigliesi. Per andare adesso anche a +2, ancora Baleva che vince il duello con Orro, e un altro ace. Momento critico per Alfieri, momento determinante per tutta la partita. Scappare ancora potrebbe indirizzare quasi definitivamente la sfida in favore di Casaldepazzi. La reazione dell'Alfieri deve esserci ora. Hernandez intanto per Viti, Zeda salva, Gulino, poso di forza, al muro vincente, ma lo scambio è ancora vivo. Moss salva, Ruggeri, poi Hernandez trova impreparata la ragazza di Loi, fa quel che può. Zeda di più, francamente era difficile. +3 Casaldepazzi, 6-9, time out chiamato e spot. Nei Superpan e Iperpan, dal 4 al 13 dicembre ci sono gli sconti da gustare. Birra Ecnusa non filtrata a 1,09 €, Clementine Foglia a 1,49 €, Agnello di Sardegna IGP a 11,90 €. Pan, sardi come voi. Il punteggio. Baleva al servizio. Boso, Gulino, 1-2 a forza di Boso. Baleva tocca questo pallone, aveva già fischiato anche prima, però lo verde, nonostante il tentativo in corsa di Ruggeri. -2, forse chiamato, è arrivato al momento giusto, il time out voluto da lui. Il servizio di Moss, Hernandez per Viti per ristabilire quel +3.
che potrebbe accompagnarci da qui alla fine di questo set, che se così fosse tra l'altro sarebbe anche l'ultimo e avrebbe anche un impatto forse psicologicamente forte, molto forte, perché subire 2-3-0 consecutivi dopo un grande inizio di stagione, qualcosa deve poi ricostruito in casa Alfieri. Tanto la forza di Orro su questa schiacciata, salvataggio di Ruggeri, alla fine Mastrangelo in bugger, Culino per Soro, e quando riescano a combinare non c'è nulla da fare per Casaldepazzi. -2 nuovamente. E allora, proprio Sofia Soro dei 9 metri, Evangelista, poi Hernandez, stavolta sceglie di finalizzare lei, scelta vincente, il nuovo punto di Casaldepazzi, 8-11. Servizio di Mori, Sedda adesso per Boso, e anche se questa volta non è riuscita a mettere tutta la sua forza, riesce a trovare il punto e va più che bene così alle cagliaritane. Proprio Boso, probabile servizio in salto spin, così è. Infatti in difficoltà Mastrangelo, arriva questo ace, -1, e adesso serve quasi una prova di maturità dentro la partita per Alfieri, dimostrare che nei momenti che contano c'è la capacità di non sbagliare e di prendersi il punto. Ancora Boso, e invece arriva l'errore in battuta dalla 12, che chiede scusa sconsolata. Ma nelle slide indoor la porta poi gira sempre in direzione delle ragazze di Pigliesi, che vanno adesso al servizio con Hernandez. Sedda, Culino per Orro, Hernandez in bugger dopo il tocco del muro, poi Ruggeri, arriva Mastrangelo, Sedda, Moss, così questo pallone, infatti Baleva era lì pronta ad approfittarne. +3 nuovamente, quel +3 che, come ho detto prima, potremmo veramente avere con noi fino alla fine di questo terzo set. Sede in ricezione, Culino per la forza di Cenghialta, al punto ancora una volta Eddie Volerò, grazie al suo muro scappa adesso a +4. Sedda, Culino, di forza Orro un'altra volta, e il muro da avere la meglio, ma sta difendendo alla grande Volerò Casaldepazzi, alla grande. Nuovo timeout chiamato, allora adesso lui deve in qualche modo trovare il bando della matassa. Spot per noi. Superpan e Iperpan, dal 4 al 13 dicembre ci sono gli sconti da gustare. Birra Ecnusa non filtrata a 1,09 €, Clementine Foglia a 1,49 €, Agnello di Sardegna IGP a 11,90 €. Pan, sardi come voi. Squadre che riprendono posto in campo. Volerò che conduce il terzo set 15-10. Una partita giocata, gestita in maniera magistrale dalla squadra romana. Adesso però attacca l'Alfieri. Baleva
riesce a metterla, a piazzarla. È l'unico punto forse non controllato in quel momento dal sestetto dell'Alfieri. Ma è un +6 pesantissimo. Ora che comincerà a venire fuori un po' di stanchezza, ora che conta tantissimo la testa. Bozo, Culino, Orro, Hernandez. Poi quasi si complicano la vita da sole. Le ragazze di Casaldepazzi riescono comunque a rimandare dall'altra parte. Orro, Hernandez per Baleva. Un altro punto di Casaldepazzi e +7. E forse, ma solo forse, è anche una resa per l'Alfieri, che allora fa entrare Giulia Serra. Fuori Matilde Bozo, spazio di nuovo a Morgia per Gulino. Si prende tutto l'applauso Giulia Serra per tutte le sue difficoltà fisiche che hanno compromesso questa stagione. Con l'occhio, quello che ho terminato con Pacchioni per le rotazioni. Si può andare allora sul 10-17. vuole ammazzare adesso la partita Casaldepazzi. Ora serve il cuore all'Alfieri. Morgia, Hernandez era lì, poi Ruggeri, Mastrangelo che per poco la mette fuori. 11-17, serve un break all'Alfieri per provare a vincere questo set. Tanto però Mastrangelo attenta in ricezione, poi Baleva, Moss, Sedda, c'è il punto dell'Alfieri, quindi invasione. (12-17), 2 punti consecutivi per le padrone di casa, 5 ancora da recuperare. Servizio di Orro che trova l'ace, -4, che fa già tutto un altro effetto rispetto a quel -7 che sembrava quasi dire resa, per andare anche a -3. Ancora Orro al servizio, così Mastrangelo, poi fa quello che può Hernandez, ma la palla va verso gli spettatori. -2 Alfieri, anzi -3 Alfieri. Il momento forse più positivo della partita per le giocatrici di Loi, che adesso però devono difendere su questa schiacciata che va fuori. Però quando gira anche un pizzico di fortuna si può credere nelle rimonte. Sul 15-17 chiamato il time out spot. Superpan e Iperpan, dal 4 al 13 dicembre ci sono gli sconti da gustare. Birra Ecnusa non filtrata a 1,09 €, Clementine Foglia a 1,49 €, Agnello di Sardegna IGP a 11,90 €. Pan sardi come voi. Fa prendersi il pallone Orro, che sta guidando al servizio il ritorno della Panalfieri, che è sotto di 2-15-17, che non può perdere questo set, che non vuole arrendersi al 3-0, che sarebbe il secondo consecutivo. Serra per la forza di Moss, non c'è stato il tocco
nel muro di Casaldepazzi, torna a -3, anzi a +3. Casaldepazzi a -3 Alfieri, ma c'è la carica in campo delle cagliaritane, la carica anche di Morgia. Sul 15-18 arriva il regalo di Mastrangelo, sbaglia la battuta. 16-18, Cinghialta al servizio. Evangelista Hernandez per Baleva, si salva, non so come, la coppia Morgia Serra. Alla fine però il punto è comunque delle Ospiti. +3, cambio, tocca di nuovo ad Massoro, incoraggiato dalle sue compagne ma anche da qualcuno presente sugli spalti, sicuramente la famiglia immaginiamo, ma proprio Massoro, mossa in ricezione e poi va anche a schiacciare proprio su Soro, ma quando riesce a dare tutta quella forza Moss c'è poco da fare. Di nuovo -2 all'Alfieri, con Morgia pronto ad andare dai 9 metri. Mastrangelo non perfettamente, ma era pronta lì Viti. Costruisce adesso invece Alfieri con Moss, mano fuori, il punto dell'Alfieri che è a -1. L'abbiamo vista tante volte in questa partita l'Alfieri arrivare a quel punto e poi sbagliare. Arriva anche Alessia Fara, a dare forse un in bocca al lupo in più a Morgia, ma intanto si gioca, salva Orro, ma il punto è nuovamente di Casaldepazzi che va +2, che ancora una volta nel momento più difficile riesce a trovare il punto. E allora di nuovo spazio a Krovic e a Ippopotami. Sedda, Serra per Moss, (19:20) e si ritorna lì. Di nuovo -1. Vamos, Evangelista, poi c'è invasione di Casaldepazzi e allora è 20-20. Lo sta rimettendo in piedi in qualche modo, con la forza anche delle convinzioni in Alfieri. Adesso prova il sorpasso, arriva l'Ace, 21-20 Alfieri. Sotto 10-17, adesso siamo 21-20, che è terzo set. Sulla forza del momento, della fiducia, deve provare a chiuderlo quanto prima questo set Alfieri, che va a +2. Si fa sentire Sofia Soro. +2 adesso per le cagliaritane. Cambi anche di Casaldepazzi. Vamos, Mastrangelo in ricezione, Hernandez per Viti, Zedda
palla giocabile, Serra però Romano fuori, che vale tantissimo, vale 23-20. Due punti ancora per prendersi questo terzo set, per andare sull'1-2. Boss, Mastrangelo attenta, Hernandez, alla fine Ruggeri in bugger, insieme a Evangelista risponde Casaldepazzi con Viti, salvataggio, il punto che alla fine è dell'Alfieri. Un'altra invasione a rete, credo, mentre Orro a rapporto con Loverde, clima più che pacifico in questo momento. Alfieri è il primo arbitro di questa sfida. Boss, primo set point di tutta la partita per l'Alfieri. Viti prova ad annullarlo, ci riesce, 24-21. Ancora 3 set point però l'Alfieri, e soprattutto Laia Viti alla pressione di chi non può sbagliare. Va ora la numero 5, Sedda, Serra, bugger Orro, può costruirla bene questa Casaldepazzi con la forza di Mastrangelo, ma soprattutto con il tocco del muro, mano fuori, che vale il -2. Secondo set point annullato, palla riconsegnata a Viti. Adesso sale con Alfieri, momento troppo importante di questa partita. Sedda, Boss, bugger Morgia, poi prova il colpo a sorpresa Hernandez, letto dall'Alfieri che risponde con Orro, Baleva, Hernandez, Mastrangelo, Morgia in bugger, Serra per l'arrivo di Orro, la palla che va lì sulla rete ma è ancora viva, tenta anche senza saltare. Hernandez, Mastrangelo in bugger, Orro direttamente dall'altra parte, poi Hernandez per Baleva, c'è il fisco di Loverde, c'è ancora una volta l'invasione e allora è 25-22, se l'è preso l'Alfieri questo set, è 1-2 e si va avanti, e allora spot e tra pochissimo Nei Superpan e Iperpan, dal 4 al 13 dicembre ci sono gli sconti da gustare. Birra Ecnusa non filtrata a 1,09 €, Clementina Foglia a 1,49 €, Agnello di Sardegna IGP a 11,90 €. Pan, saldi come
Da una parte la voglia di completare la rimonta, andare al tie break, dall'altra parte ovviamente la volontà di vincere questo quarto set e chiudere sul 3-1 la partita. Sta per cominciare appunto il quarto set di Panalfieri Cagliari Voleroa Casal dei Pazzi Roma. Serve adesso carica, concentrazione, la pressione è più ancora una volta dalla parte della Panalfieri, che però ha dimostrato nell'ultimo set di avere quella forza per imporsi su un avversario di talento ma tanto giovane e anche ora inesperto. Iniziato adesso il quarto set, deve andare in Bagher-Baleva, Zedda, Serra, Cenghialta, la palla supera il muro e morbidamente scende giù per terra per il primo punto di questo quarto set. E allora di nuovo Orro dai 9 metri. Va Sara Orro, Mastrangelo così, forse presa a controtempo, arriva 2-0 dell'Alfieri. Entra Martina Franchini con la 7 per Voleroa. Subito quindi un cambio da parte di Pigliesi, la ricezione di Evangelista, poi Baleva che ha accompagnato il pallone, ha saltato con l'intenzione di andare in schiacciata, poi forse ha capito che non aveva il modo di impattare bene il pallone, ha scelto di andare a due mani. Palla comunque accompagnata secondo lo verde, però 3-0 Alfieri. Ci riprova Baleva, questa volta pulita, la schiacciata non troppo forte, molto forte invece quella di Moss. 4-0 Alfieri, miglior inizio per l'Alfieri in questa partita. Si corre a ripara allora in casa Voleroa con il time out. Spot per noi. Nei Superpan e Iperpan, dal 4 al 13 dicembre ci sono gli sconti da gustare. Birra Ecnusa non filtrata a 1,09 €, Clementine Foglia a 1,49 €, Agnello di Sardegna IGP a 11,90 €. Pan, sardi come voi. Sul 4-0 Alfieri riprenderà questo quarto set, subito un time out, torna dentro Mastrangelo, fuori Franchini. Momento più che positivo per Alfieri, che prova a iniziare subito in fuga questo quarto set. Mastrangelo ricezione, poi Hernandez, Baleva, vantaggio in Bagher di Moss che va poi anche a provare a mandare dall'altra parte, lo fa due volte. Bagher-Baleva, Morgia, Serra per Cenghialta, fa il suo sporco lavoro nel muro. Evangelista poi per Mastrangelo, palla ancora viva, alla fine punto di Casal dei Pazzi, che si è quasi convinto subito di aver fatto il punto, invece Alfieri quasi riusciva a salvarla. Pigliesi con un secco non ha avvisato le sue giocatrici, che invece non era ancora finito questo scambio. È finito comunque bene per la sua squadra, che va adesso dai 9 metri con Mastrangelo. 4-1 il punteggio in questo quarto set. Moss in ricezione, poi il duello a rete lo vince Giulia Serra. Torna più 4 Alfieri, 5-1. E onere di rimettere in gioco il pallone a Cenghialta. Errore però al servizio della numero 13. Torna a -3 Casal dei Pazzi.
il servizio di Feriozzi, in ricezione Orro, poi ecco la combinazione per premiare la forza del centro di Soro. 6-2. Serra adesso al servizio col suo mancino, la seconda volta consecutiva però il servizio dell'Alfieri si spegne sulla rete. Ringrazio a Volerò che adesso va con Baleva, tra le migliori sicuramente oggi nella sua squadra. Sed in ricezione, poi Serra prova ancora una volta a pescare Soro. Palla leggermente lunga per la 5 dell'Alfieri, che non è riuscita a prepararla, ad apparecchiarla nel migliore dei modi per Soro. -2 adesso di Casaldepazzi. Ancora Baleva, Sedda, Serra, Morgia, e allora il muro ci mette le mani, ma è comunque punto dell'Alfieri. 7-4. Moss, Mastrangelo, Evangelista per Viti, se la cava Alfieri, va in schiacciata con Orro, il salvataggio di Viti, Hernandez non riesce a rimandarla nell'altro campo, o almeno ci riesce ma accompagnando il pallone. Di nuovo +4 Alfieri. Evangelista, Viti, Baleva, Moss bene in bugger, poi Orro, riesce stavolta Hernandez in bugger a rimandarla via, poi la risposta al centro su Soro, e questa volta c'è stata la lettura di Casaldepazzi, posizionata perfettamente Mori. Di nuovo -3 Volerò. Laia Viti dai 9 metri. Moss, Serra, Orro vince il muro ancora con Mori. Per provare ad andare a -1 adesso. Di nuovo Viti al servizio. Moss prima di Zedda, Morgia prova a sorprendere il muro. Questa volta Mastrangelo forse più che Mori. -1 allora, e adesso ci prova per andare di nuovo in parità Volerò. Moss, Serra, arriva Orro di forza, mano fuori che ha una grande importanza, torna +2 l'Alfieri. Passoro al servizio, Evangelista, Mori va in bugger per non rischiare Baleva. Si sistemano le ragazze di Pigliesi che non riescono a difendere su questo tocco del muro che rende la palla irraggiungibile per tutte. +3 dell'Alfieri. Passoro, errore in battuta per lei. (10-8) dai 9 metri adesso Mori. Sedda,
Serra per Orro, salva poi Zedda, ci prova Moss. Il punto è dell'Alfieri, c'è stato il tocco del muro. 11-8. Conduce questo quarto set l'Alfieri, conduce per la prima volta in un set tutta la partita la squadra di Andrea Loi. Zedda, Serra, cinghialta, tocco perfetto per andare sul +4. Ha trovato le misure giuste l'Alfieri, ci ha messo forse più del previsto, ma sa ormai come colpire un Casaldepazzi che si è presentato qui con la spregiudicatezza della giovane età. Sta venendo fuori la forza delle cagliaritane. Mossenbagger salva Orro, che può anche andare a finalizzare. Attenta Evangelista. Viti per Mastrangelo, battezzata fuori da Zedda Orro. Quasi un leggero brivido nella schiena delle due. Tanto chiamato il time out spot. Nei Superpan e Iperpan dal 4 al 13 dicembre ci sono gli sconti da gustare. Birra Ecnusa non filtrata a 1,09 €, Clementine Foglia a 1,49 €, Agnello di Sardegna IGP a 11,90 €. Pan, sardi come voi. Entra adesso in campo Casaldepazzi, in difficoltà da metà del terzo set sul ritorno dell'Alfieri, che vuole andare sul 2-2, conduce 13-8, va a servizio con Morgia. Hernandez adesso per Baleva, che è riuscita a far valere la forza del suo destro. Timeout che ha portato subito bene dalle giovani di Pigliesi. Adesso Hernandez al servizio. Moss, Serra per Orro, che anche con un pizzico di fortuna, un bacio alla rete per riprendere il servizio, per tornare a +5. Spazio alla tella invece tra le ospiti. Va Orro, presa in controtempo Evangelista, a +6 in fuga l'Alfieri. Va Orro, Ruggeri, Hernandez per Baleva. Troppo importante in attacco la 6 di Bolero. 15-10. Mastrangelo adesso 9 metri, 5 punti da recuperare. Orro in ricezione. Serra per Moss. Lavorata bene la palla, mancata la precisione. -4 adesso. Salto spin Mastrangelo. Sulla rete però. La palla riconsegnata all'Alfieri, che adesso è avanti 16-11.
Cinghialta, Ruggeri, Hernandez per Viti, Bagher, Orro, poi Moss, grande salvataggio che alla fine però non è un salvataggio, palla fuori. Era stata comunque un'ottima risposta di Ruggeri in una sfida quasi tra coetanee, perché Moss è nel 2007, 2008 invece Ruggeri. Ancora Cinghialta, 17-11, Hernandez per Baleva, Orro, poi Soro direttamente, la manda dall'altra parte, colpisce l'Alfieri che torna a più 6, 18-11, fuori Viti, dentro Krovic. Poi forse Pigliesi qui sotto di noi ha anche spiegato la sua numero 5 il perché del cambio. La concentrazione da una parte e dall'altra. Va Cinghialta, Mastrangelo, poi il pallone che viene rimandato in Bagher, dall'altra parte da Baleva, la risposta invece è in schiacciata di Soro. Mastrangelo prova a distendersi, non riesce a evitare il punto delle padrone di casa che vanno più 8 adesso, 19-11, e allora abbiamo alte probabilità di goderci anche il tie break. Hernandez, la schiacciata questa volta però ottima di Angela Grovic, classe 2009. La Tella invece va al servizio. -7, Casal dei Pazzi, situazione non semplice, ma vuol dire che sia impossibile recuperare. Intanto c'è anche il salvataggio delle ragazze di Pigliesi, ma il Bagher di Baleva è per poco troppo debole. Sarebbe stato un grande salvataggio sulla schiacciata di Moss. Invece 20-12. Come cambiano le partite, pensare che è stato a +7 Volerò Casal dei Pazzi, che quasi ha cominciato a carezzare quella 3-0, che invece potrebbe diventare molto presto 2-2. Ma sta qui anche la bellezza di sport come il volley. Fa sentire il pubblico. 21-12, 4 punti ancora da conquistare per Alfieri per farci vivere il tie break. Ruggeri, Baleva, Orro può costruirla bene questa l'Alfieri, lo fa con Moss. In piedi ancora Casal dei Pazzi, non può metterci forza Baleva, ci riprova Moss, trova il mano fuori, trova il 22-12 e un +10 che dà tanta tranquillità, ma soprattutto -3 al 2-2, -3 al tie break. Va Serra, ancora la schiacciata di Baleva, Zedda salva, poi Morgia morbido, gioca ancora, fa ancora questo scambio, va a mettergli fine Moss senza successo, poi la Tella, ci riprova sempre Moss, lui stessa salva, attenta poi Ippopotami, mentre arriva il punto di Casal dei Pazzi, fa 22-13.
in quello che è stato forse lo scambio più lungo di questa partita. Serra per Moss, questa volta riesce ad andare oltre la posizione del muro. 23-13. Spazio a Soro, le indicazioni per Lady Pigliesi. Bello vederle entrambi in campo, le due sorelle Soro. Moss questa volta regala il servizio alle avversarie. 23-14. Salvataggio, il tocco morbido, ci ha provato Serra a sorprendere le avversarie. Gioca ancora e stavolta invece a sorprendere Alfieri. Ci abbiamo pensato ai ragazzi di Casaldepazzi. Con Mori, se ho visto bene. Mori o Grovic, proprio Grovic che va al servizio. 23-15. Morgia, Moss di forza. In una posizione scomodissima per Ruggeri, che se l'è ritrovata quasi in faccia quella palla. Provato a mettere allora a rispondere con un palleggio, era difficilissimo. Allora occhio perché siamo 24-15, 9 set point a disposizione delle giocatrici di Loi. Il primo con Sora al servizio, la risposta però vincente di Ippopotami. Siamo 24-16. Mori da 9 metri. Moss, Serra per Morgia che perde il duello col muro. Tocco decisivo di Mastrangelo. 24-17. Time out chiamato da Loi. Spot. Nei Superpan e Iperpan, dal 4 al 13 dicembre ci sono gli sconti da gustare. Birra Ecnusa non filtrata a 1,09 €. Clementine Foglia a 1,49 €. Agnello di Sardegna IGP a 11,90 €. Pan, sardi come voi. (24-17), non può sbagliare Sara Mori al servizio. Ancora 7 set point a disposizione dell'Alfieri. Moss, Serra per il punto decisivo che porta la firma di Cenghialta. 25-17 e allora sì, sarà tie break. Ci si gioca tutto il quinto set. Linea allo spot. Ci sono gli sconti da gustare. Birra Ecnusa non filtrata a 1,09 €. Clementine Foglia a 1,49 €. Agnello di Sardegna IGP a 11,90 €. Pan, sardi come voi.
esperienza di oltre 25 anni nella gestione di complessi progetti high-tech a livello internazionale, che hanno visto la realizzazione di una piattaforma tecnologica per la gestione completa di svariati milioni di clienti e l'integrazione di oltre 60 aziende in 13 nazioni. Operando come Managed Service Provider, progettiamo e gestiamo piattaforme. Due set per parte in questa fantastica sfida che vi stiamo raccontando qui in diretta dal Palaconi B. Panalfieri Cagliari e Volerò Casale dei Pazzi Roma si giocano il secondo punto per la classifica al tie break. I primi due set strameritatamente vinti dalle ragazze di Pigliesi, poi sul 10-17 qualcosa si è rotto, ma soprattutto qualcosa è venuto fuori nell'Alfieri, che ha trovato la forza di rimontare nel terzo set, vincere poi con grande merito il quarto. Adesso si va a giocarsi tutto al tie break, si parte dal servizio di Mastrangelo. Ma adesso Orro in ricezione, Serra per Moss che trova il primo punto di questo tie break. Troppa la forza di Moss per Ruggeri. 1-0, si fanno sentire i tamburi in un sabato pomeriggio che sembrava quasi essere disgraziato per l'Alfieri, quasi maledetto. Invece adesso da tutte altre sensazioni. Il sinistro di Serra intanto, Hernandez per Viti, Muro vincente di Solo e Morgia. 2-0. fa Serra, Mastrangelo, Hernandez per l'arrivo di Baleva, Zedda, ma c'è il punto, poi lui chiede spiegazioni a Pacchioni, infrazione dell'Alfieri. Allora 2-1. Porro, Serra e salta troppo presto Sore, è mancata la coordinazione, il tempismo anzi tra Serra e Soro in quella combinazione che invece è stata così ben riuscita, così vincente dal terzo set in poi. E allora può andare di nuovo Feriozzi al servizio, siamo 2-2. Moss per il 3-2 con questo mano fuori.
anche lei come tutte le sue compagne ha iniziato in sofferenza con più di qualche errore di troppo, ma quando il gioco ha cominciato a farsi veramente duro è venuta fuori anche lei. Hernandez, i pugni Viti, costruisce allora l'Alfieri con Orro. Nulla da fare per Evangelista, torna a +2 l'Alfieri, 4-2 il punteggio, tocca a Mossa al servizio. Viti, Hernandez per Baleva, si salva l'Alfieri, si gioca ancora. Hernandez per Viti e poi forse Soro, il suo tocco vincente. Lei e Morgia comunque sono saltate alla grande in questo muro. 5-2. Mastrangelo, Evangelista per Viti, tanta forza, muro ancora reattivo, poi però c'è Mori a ribadire la palla nel campo avversario, a rimettere a -2 le sue compagne, che adesso si affidano al servizio di Baleva. Va dai 9 metri la bulgara, la rete quasi mette in difficoltà Zeda, che è brava comunque a prendere questa palla. L'errore poi in schiacciata, più viva che mai Casal de Pazzi. Siamo 5-4 in favore dell'Alfieri, ma può arrivare adesso la parità. Zeda così e poi si scontrano anche Orro e Mosso. Orro colpita anche dietro la testa. L'ultimo tocco di questa azione è stato poi di lui. Ovviamente lui però non fa parte del sestetto in campo. 5-5 dunque. Tutto ok per Orro, che è la cosa più importante. Solo colpo alla testa. Ma si va ancora con Baleva, che trova l'ace. Un altro ace per lei. Sorpasso il volerò e allora ha chiamato il time out. Spot. Nei Superpan e Iperpan, dal 4 al 13 dicembre ci sono gli sconti da gustare. Birra Ecnusa non filtrata a 1,09 €, Clementine Foglia a 1,49 €, Agnello di Sardegna IGP a 11,90 €. Pan, sardi come voi. Mini break del Volero Casal de Pazzi, che è valso il sorpasso. 5-6 ancora, sempre con Baleva. Attacca con forza questa volta l'Alfieri, che trova il punto sulla schiacciata di Orro. 6-6. Soro al servizio, Evangelista, Hernandez per l'arrivo di Viti, aiutata anche dal tocco del muro. Torna avanti Casal de Pazzi. 6-7, tra poco, forse già dopo questo scambio, ci sarà il cambio di campo. Quello che invece proverà ovviamente a ritardare l'Alfieri, che vuole andare a prendersi subito il 7-7 dei 9 metri. Adesso Laia Viti. Con benissimo mosse a salvare Orro, e poi Zedenbacher dall'altra parte può costruirla bene questa Volero. Mastrangelo morbido, Serra attenta.
Zedda per Orro che la manda fino in fondo nella linea di fondo. 7-7. Bello comunque anche questo tie break, combattutissimo, che rispecchia nel migliore dei modi la partita che finora abbiamo vissuto, incerta fino alla fine. Baleva, Moss, arriva Orro che questa volta la mette fuori, out, ma c'è stato il tocco, no, punto di Casaldepazzi. Cambio di campo allora con il vantaggio che è delle ospiti, Pompiliesi che sta dando indicazione ad Hernandez. Sara Mori invece pronta ad andare al servizio, riceve adesso la palla, torna vicino alle sue giocatrici lui. Va adesso la 11 di Casaldepazzi, Orro la rimanda direttamente nell'altro campo Serra, poi la schiacciata di Mastrangelo, Zedda, Morgia, la pipe di Moss, scambia ancora vivo, in bugger Morgia, ci prova Orro stavolta, trova il mano fuori, trova l'8-8. Un gran finale qui al Palacone B. Prova adesso a rimettersi avanti Alfieri. Hernandez per Baleva. Orro attenta in bugger, poi Moss. Vince il muro però. Tocco decisivo di Feriozzi. Di nuovo avanti Volerò. Vanessa Hernandez va col suo sinistro, palla corta, impreparato da Alfieri, beffata Zedda, 8-10 adesso, più 2 di Casaldepazzi. Quando siamo veramente quasi alla fine di questa sfida, Morgia la rende giocabile anche piuttosto bene da Moss, poi Baleva trova lei il mano fuori, vince il duello con Sofia Moss, scappa più 3 Volerò, e allora per la seconda volta si sente forse all'angolo l'Alfieri, chiamato allora il time out da lui. Spot. Superpan e Iperpan, dal 4 al 13 dicembre ci sono gli sconti da gustare. Birra Ecnusa non filtrata a 1,09 €, Clementine Foglia a 1,49 €, Agnello di Sardegna IGP a 11,90 €. Pan, sardi come voi. (8-11) il punteggio in questo tie break, avanti Volerò Casaldepazzi di 3 punti, il servizio a Vanessa Hernandez, la figlia d'arte. Alfieri che deve tirare fuori qualcosa di speciale per vincere questa partita, ci prova da subito, anche un po' sfortunata Moss, ma sicuramente la forza del muro ha fatto il suo per Casaldepazzi che va più 4 e adesso è a soli 3 punti dalla vittoria. Ancora col suo sinistro Hernandez, Zedda, Serra, poi Cinghialta con un pugno di più non poteva fare, costruita meglio invece l'azione da Casaldepazzi, non vincente la schiacciata di Baleva, Wittenberger, Hernandez, ci riprova Baleva, era ben messa Serra, ma non è riuscita ad ammortizzare questo pallone, indirizzarlo bene, e adesso è difficilissima per le cagliaritane, difficilissima. 8-13
il punteggio. Dentro Boso per Serra, che ha avuto comunque un grande impatto in questa sfida. Il suo ingresso è coinciso con la rimonta dell'Alfieri. Va Hernandez, Orro, c'era quasi Cengalta a ingannare l'avversaria, invece in bagger, palla rimandata di nuovo nel campo del padrone di casa, questa volta con la forza Cengalta. 9-13, di nuovo dentro Soro, 4 punti a dividere le due squadre, al servizio proprio Cengalta. Così Vollero la costruisce bene e con decisione Alfieri, ma si è salvata ancora una volta Casaldepazzi. Ci riprova allora, sempre commosso l'Alfieri, ma il punto, il sorriso è di Casaldepazzi. 9-14, match point. Aveva vinto nelle finali under 18 contro Alfieri Vollero, può vincere oggi in campionato, festa però rimandata perché la rete dice di no Mastrangelo. 10-14, tutta la pressione su Boso, non può sbagliare Matilde Boso, che però deve lasciare il compito, l'incarico della battuta Giulia Serra. Dentro di nuovo Borgia per Gulino, e allora la pressione a Serra, che però oggi ha fatto tanto quando è entrato in campo. Sofia ha ricevuto anche un bacio da Boso, un bacio di buon augurio. C'è la pressione, si vede nei suoi occhi, va col suo sinistro, che è buono, la palla è fuori. Una freddezza nel leggere questo pallone fuori dell'Alfieri, che sull'11-14 va al time out spot. Nei Superpan e Iperpan, dal 4 al 13 dicembre ci sono gli sconti da gustare. Birra Ecnusa non filtrata a 1,09 €, Clementine Foglia a 1,49 €, Agnello di Sardegna IGP a 11,90 €. Pan, sardi come voi. Un time out anche per spezzare il momento. Casaldepazzi che si gioca il suo match point, ne ha 3 a disposizione, ne aveva 4, il primo non è andato. Evangelista, arriva Baleva Zedda, è riuscita a salvare, poi Moss prova a piazzare, attenta Viti, Hernandez per Baleva, finisce qui la vittoria e di Vollero Casaldepazzi, che è riuscito a respingere proprio all'ultimo il ritorno all'Alfieri in 5 tra i due coach. È stata veramente una bella partita. Alla fine ad avere la meglio sono state le giovanissime ragazze di Matteo Pigliesi, squadre che adesso ovviamente si saluteranno, saluti che arrivano anche per noi. Grazie ovviamente a Mattia Massida per avervi trasmesso in diretta le immagini, nonostante oggi forse una postazione leggermente più scomoda. Su queste belle immagini comunque arriva anche il saluto da parte mia, da parte di Luigi Falqui, e l'augurio di passare una buona serata. Grazie.